Bene, oggi è il 17 settembre, siamo qui per la Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova, dove abbiamo organizzato questo convegno sulle malattie neurodegenerative. È un tema che riguarda noi direttamente per l'impatto che questo fenomeno ha, continua ad avere e in prospettiva futura continuerà a essere presente nell'assistenza che noi forniamo alle persone fragili. Abbiamo pensato di affrontare questo tema con un approccio di tipo collaborativo, che sia fatto di scienza, che sia fatto di esperienze, che sia fatto di emozioni. Il tema delle malattie neurodegenerative coinvolge tutta la società, dal punto di vista dei rapporti, dal punto di vista del benessere delle persone che lo vivono, dei familiari, e ha anche un significativo impatto su quello che è gli aspetti economici del trattamento delle persone che sono afflitte da questa patologia. Abbiamo qui raccolto intorno a noi delle persone che esprimono competenze diverse, perché quello che cerchiamo di proporre e di sensibilizzare è che solo attraverso la partecipazione di competenze diverse si possa affrontare un tema così complesso. E abbiamo avuto una risposta molto buona, molto soddisfacente. Per noi è motivo di soddisfazione che siano presenti i relatori di questo livello e anche un'audience così ampia ad assistere a questo intervento. Quindi si tratta di recepire, di ascoltare, di capire, per poi poter collaborare, formulare delle risposte comuni alle persone che ne sono coinvolte. Ne approfitto per segnalare così questa iniziativa che abbiamo di recente avviato, che è lo sportello Nuovi Passi. È uno sportello che raccoglie tutte le esigenze di persone che sono in qualche modo toccate da questa patologia, quindi ospiti, malati, familiari. Il 10 ottobre del 2025 avremo una inaugurazione di questa attività, di questo sportello Nuovi Passi, che vede la nostra fondazione anche qui in primo piano nel dare risposte concrete alle problematiche delle persone. Quindi questo sportello è uno sportello gratuito dove noi forniamo informazioni, nozioni, risposte a chi si trova a fronteggiare improvvisamente questo problema. E per questo faremo un open day il 10 di ottobre. Attraverso questo sportello Nuovi Passi abbiamo anche già identificato un calendario di eventi che inizieranno a ottobre del 2025 e termineranno a giugno del 2026, nella quale verranno affrontati specificamente dei temi rilevanti. Ci prendiamo carico di tutti i vari elementi di sostegno che questa attività è destinata a fornire. Sostegno psicologico, suggerimenti per la gestione quotidiana della persona afflitta da demenza, e è un cammino personalizzato quello che proponiamo, che dipende appunto dalle esigenze della persona che si rivolge a noi, che può essere un'esigenza una tantum di ricevere delle risposte di come comportarsi in certe situazioni, oppure anche a quello di identificare dei percorsi insieme di lungo termine che allievino e che diano appunto un sollievo alle persone afflitte. Quello che cerchiamo è di fornire un approccio integrato che va da quello della residenzialità nello sportello Nuovi Passi, per dare appunto a ciascuno un supporto che è gratuito e che serve per diffondere conoscenza, soprattutto perché molto spesso le famiglie, le persone si trovano senza risposte, si trovano in delle situazioni a cui non hanno mai vissuto, e la necessità, più che le cure stesse, è la conoscenza, la comprensione di che cosa sta succedendo e di come deve affrontarlo. E questo lo facciamo in modo innovativo, perché la nostra fondazione ha sempre cercato di rispondere alle esigenze del territorio in maniera innovativa, e anche questo è un'iniziativa che risponde a questo criterio. Certamente noi non potremo dare le risposte che servano a risolvere il problema a livello locale o a livello nazionale, ma noi cerchiamo di operare dando il contributo che ci è possibile in un'ottica consapevole, in un'ottica di competenza e un'ottica anche valoriale, che è quella cristiana di dare aiuto alle persone bisognose.